Io sono Paola Cimolai. Io sono Carla Cimolai e siamo le proprietarie di Jesurum. Siamo una società 100% donne. Jesurum è un brand di biancheria per la casa, è un marchio del 1870, è originario di Venezia. Distribuiamo biancheria per la casa di lusso in tutto il mondo. Attualmente ci stiamo occupando di un evento appunto per Christian Dior, stiamo elaborando delle tovaglie in lino, le lavoriamo abbinandole a un merletto altrettanto prezioso, un merletto che si chiama Burano. Ci arriva la pezza di tessuto di lino, viene misurata esattamente la misura della tovaglia, controlliamo che non abbia difetti, che non abbia dei buchi, dopodiché fatta questo primo controllo andiamo a stondare e lì poi puntiamo tutto il merletto sul bordo della tovaglia, creiamo il centro tavola in modo che poi le ragazze in cucitura procedono con una prima cucitura, poi fanno una seconda che è un cordoncino molto stretto, dopo bisogna appunto intagliare tutto il tessuto in eccesso dove vogliamo che si crei la trasparenza, finito questo viene stirata. I tovaglioli li tagliamo noi, chiaramente della misura che serve, dopo viene fatta una piega in cucitura dalle ragazze e dopodiché viene fatto l'orlo a giorno e poi viene applicato l'angolino, prodotto dalle signore di Burano. Siamo delle ragazze qua dell'isola di Burano e una buona parte hanno imparato il mestiere del merletto perché questa era una scuola. Io in questo momento sto eseguendo degli angolini che ci sono stati commissionati da Dior. Li abbiamo disegnati, fatta l'orditura e poi abbiamo iniziato a lavorare. Il primo punto si chiama l'Aghipur, poi il secondo punto è il tulle, che questo è la rete, il punto Burano. E poi si fanno le barrette che sono queste, eccole qua. Alla fine dell'Ottocento, Adriana Zon, sposata a Marcello, donna coltissima, era stata anche dama di corte della regina Margherita, la quale, appassionandosi ai merletti con l'amicizia con Adriana, si è fatta un po' la promotrice di quest'arte e è stato possibile aprire la scuola Merletti di Burano, un posto che permetteva loro di pensare al loro futuro. Conosco il buranello italiano. Non c'è una roba più bella di questa. Fa il merletto di Burano. È unico in tutto il mondo. Che in tutto il mondo. L'Italia credo sia uno dei pochi paesi dove c'è ancora questa parte di artigianato legata alla creatività, legata alla qualità e legata al lusso. Quando si parla di un prodotto italiano, ad esempio, è sempre riconosciuto come un prodotto di altissima qualità.